Amici di Storia, buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati alla 26ª puntata del programma che ormai sta veramente galoppando verso la primavera, verso l'estate, perché poi ci interromperemo e ripartiremo dal prossimo settembre. È vero, ottobre, siamo okay? un po' dispiaciuti però di questo. Perché dici questo? Di lasciare i nostri amici per un po'. Ma andremo in repliche, ci rivedranno ancora, figurati, ma sì, ma ne avranno abbastanza di noi per tutta estate, hai ragione figurati. anche tu. Frida, partiamo subito alla grande, perché noi ormai siamo abituati a presentarvi sempre delle società sportive, degli atleti importanti. Questa sera abbiamo veramente, se possiamo dirlo, la crème di Imola, veramente una società sportiva incredibile che ha degli atleti veramente, possiamo dire, fantastici, una società storica qui della nostra zona, e cominciamo subito, li presentiamo subitissimo. Mi avvicino a loro, sono dei giganti. Beh, come ci vuole poco, vuoi dire, gigante di... Infatti questa sedia qui, chi l'ha messa la seggiola? Chi l'ha messa la seggiola? Che cazzo, tremendi. Io non ci arrivo a questa sedia qua, guarda che robe, no, sto scherzando. Sto parlando dell'Imola Nuoto. Ciao ragazzi. Buonasera a tutti, una società storica qui dell'Imolese, guarda che belli che sono, un po' sbiaditi però, devo dire, il cloro sbianca un po' sbiancati. Sì, perché comunque sono ragazzi che passano veramente tantissimo tempo in acqua, poi alcuni avranno già riconosciuto i campioni, insomma Fabio Scozzoli, Alessia che non mi ricordo il nome, Polieri, giusto? Alessia Polieri, e il presidente della Imola Nuovo, Mirko Piancastelli. Cominciamo subito da te, Mirko. Sì. Parliamo della storia di questa società così importante per Imola. Beh, diciamo, l'Imola Fatti dare il microfono così sentono meglio. Okay. Ah, sentiamo microfonato, perfetto. L'Imola Nuoto è nata nel 1989, è stata inizialmente concentrata a insegnare nuoto agli utenti di Imola, quindi diciamo abbiamo fatto una prima fase dove diciamo, la nostra competenza è stata dedicata proprio all'insegnamento del nuoto, ai corsi e con novità proprio veramente di spicco, insomma. Ecco, poi dicevi prima, tra l'altro, che siete nati un po' in sordina, vero? Sì. A Imola, no? Sì, quindi vi siete sì. fatti valere con la capacità, con le novità anche a livello con molte novità proprio a livello di scuola nuoto. Diciamo che abbiamo un po' rivoluzionato il modo di insegnare nuoto a Imola. Questo, diciamo, per 10 anni è stata la nostra maggiore attività. Poi cominciavano a uscire dei campioni, dei ragazzi molto promettenti, e diciamo nel 2002 abbiamo iniziato una collaborazione con un tecnico, un guru del nuoto che è Thomas Ghiezzianfi, che ha creato proprio, ha posto le basi, ci ha insegnato come si fa nuoto di alto livello, e di qui sono usciti i campioni che vedete, che dopo andremo a conoscere. Sì. Tutti questi campioni naturalmente allenati da Cesare Casella. Sì, che è l'allenatore. Buonasera. Buonasera. Sì, Cesare, com'è allenare i campioni? È un'impresa, un sogno che si realizza, cioè nel senso che iniziare a allenare i ragazzi a livello italiano, poi vederli a livello internazionale è stata la cosa più bella che uno potesse ambire. Ecco. Ti faccio una domanda, tu li hai allevati da piccoli o li hai presi che erano già comunque bravini? No, cioè nell'Imola Nuoto c'è uno staff completo dove dagli allenatori che seguono i più giovani fino ad arrivare appunto a quelli che seguo io assieme appunto dal 2002 con Tamas. Abbiamo lavorato, allenato questi ragazzi, quindi diciamo dai 13-14 anni in su fino a questi ragazzi che insomma hanno... Da dove si vede il talento? Come fai a identificare questo ragazzo a talento, può fare il nuotatore? Ma è un occhio che ha l'allenatore e chi gira nell'ambiente del nuoto. E si vedono questi ragazzi che hanno una capacità di scivolare sull'acqua, di nuotare senza apparente fatica. Che è un dono anche quello, credo. Che è un dono, non è solo nuotare, vero? Sì, cioè è fondamentale nuotare. Infatti diciamo che diciamo, questo talento viene fuori grazie ad allenamenti estremamente impegnativi, di solito 2 allenamenti giornalieri, quindi siamo intorno ai 10 allenamenti settimanali più le gare. Quindi 2 allenamenti giornalieri suddivisi? Suddivisi, uno alla mattina, diciamo di solito presto, intorno alle 7, e un allenamento pomeridiano intorno alle 2, perché poi prima si fa anche la preparazione atletica, quindi un'ora di preparazione atletica e poi a seguire un'ora in acqua. Però 2 ore in acqua, impegnativo, scusate. sì, davvero. Con gli studi, la scuola come funziona?
Sì, possiamo sentire anche dei chiediamo ai ragazzi, ragazzi. però poi devo sentiamo, dire perché che poi sono veramente... Prendiamo un velo pietosi, perché mi frega della scuola, la scuola. C'è anche la scuola, dice. Allora, conosciamo un po' questi Sì, ragazzi. certo. Allora, cominciamo naturalmente da Fabio Scozzoli, il nostro campione. Ciao a tutti. Ciao Fabio, ben arrivato, campione del mondo, finale olimpica, più volte campione italiano, cioè un palmarès incredibile. Come inizia la tua carriera, Fabio? La mia carriera inizia a Forlì, io sono di Forlì. Sì. A Forlì ho ottenuto il mio primo successo ai campionati italiani giovanili, che mi ha stimolato ad ampliare i miei orizzonti, a cercare una realtà più grande e soprattutto una realtà più tecnica. Fortunatamente l'ho trovata vicino, perché Imola e Forlì sono molto vicine, quindi da quando ho 16 anni, diciamo, io ho finito la scuola statale, l'istituto tecnico a Forlì, e il pomeriggio venivamo io, Carlotta e un altro ragazzo, accompagnati dai nostri genitori, a Imola per allenarci. Quindi partivamo da casa alle 4 del pomeriggio e tornavamo alle 10 di sera. Quindi sicuramente è stato un impegno importante. Un impegno incredibile. Esatto. E poi, finite le scuole superiori, ho deciso di investire diciamo sul mio futuro, dedicandomi totalmente al nuoto, e avevo ottenuto solo il primo, avevo ottenuto il primo titolo italiano assoluto, che mi ha lanciato un po' nel mondo dei grandi, e quindi questo è stato un buon inizio, e i frutti piano piano, diciamo non subito, bisogna essere costanti e pazienti, sono venuti fuori. Tanto sacrificio, vero Fabio? Sicuramente sì, però è un sacrificio che si fa volentieri, perché comunque facciamo qualcosa che ci piace, che amiamo. Beh, poi comunque avere l'obiettivo, insomma, ben chiaro in testa, penso, credo che insomma. Infatti possiamo chiedere anche ad Alessia, che cosa ne pensi anche della mentalità, diciamo, del nuoto, dell'agonismo, che comunque ci deve essere anche in uno sport come questo? Ciao a tutti. Sicuramente il nuoto è uno sport in cui, se non hai un obiettivo, è fatica andare avanti, anche perché, sì, come diceva Cesare, gli allenamenti sono tanti e bisogna faticare tanto, fare tanti sacrifici e deve piacere. Beh, insomma, quello è alla base. Sì, credo, è alla base. Sicuramente. Però bisogna avere anche un po' un caratterino, no? Per Sì, cercare di essere, è vero, esatto. sotto stress. Alessia, soddisfazioni a livello agonistico, insomma, diciamo un pochettino quello che hai fatto, finalista, non so, parlami un pochino di te, insomma, perché è importante, insomma, farlo sapere, dai, visto che siamo qua questa sera, diciamolo, ve lo meritate. Allora, di recente ho vinto il titolo italiano la scorsa settimana a Riccione. Infatti hai le unghie colorate bianche, verde, rosse, no, ti guardavo prima, no, sì. Non c'entra niente. Le ho fatte per gli assoluti, infatti. Sì. E, a dicembre sono stata finalista ai mondiali in vasca corta e ho vinto un altro titolo italiano assoluto. Poi quest'estate sono stata finalista sempre nei 200 delfino agli europei in vasca lunga, e comunque nella mia carriera ho vinto medaglie europee in vasca corta, e poi sono stata finalista Euro Junior, Mondiali Junior. Insomma, dei veri e propri campioni. campioni. Il tuo futuro, come lo vedi il tuo futuro? Che obiettivo c'è di là, oltre il muro? L'obiettivo c'è, non lo si dice, però... C'è qua, in pratica c'è qua. C'è. Spesso perché noi siamo poco scaramantici. E Carlotta che obiettivo ha invece? Ma io, buonasera innanzitutto. Ciao Carlotta. Per adesso sono le Universiadi, che sono una sorta di campionato mondiale per chi anche frequenta l'università. Ci si può riprovare, erano le qualificazioni degli assoluti, non sono andati come speravo, però ci si può riprovare a giugno. Siete giovanissimi ragazzi, esatto. Avete il mondo davanti, esatto. stiamo scherzando. Quindi, e quindi prossimo obiettivo avete accesa la è fiamma dell'obiettivo che è importante. Sentiamo anche i maschietti, perché sono qua impalati dietro, sono dei fisici bestiali. Sì. Io mi ricordo quando nuotavo, ero alto 1,92 largo così, poi ho smesso. Poi ci ti si sei restringe, no? Sì, esatto, sono asciugato un pochettino, esatto. Prego, presentati. Ciao così. a tutti, Ciao a sono tutti. Mattia Dallaglio. Mattia Dallaglio si sente, no scherzo, non sto pensando, a parte la battuta Mattia. Non c'è problema.
La tua specialità, forza? Stile libero. Stile libero. E poi diciamo che anche rana non me la cavo male. Ah, bene, quindi anche tu una stella del futuro? Ma non lo so. Ci spingiamo, dai, ci spingiamo. Sì. Il tuo collega qua vicino, presentati, ciao. Io sono Paolo Ricci, buonasera a tutti. Ciao. E anch'io come obiettivo ho lo stesso di Carlotta, riuscire nella qualificazione per l'Universiadi, a cui Mattia invece è già riuscita. È già riuscita, bene, complimenti. E quindi vedremo a Roma i prossimi campionati. Ragazzi, dai, quindi mi fa piacere. il lupo. Volevo fare una domanda a Fabio, perdonami, una cosa velocissima, poi dopo passiamo a conoscere anche la coordinatrice Maria Grazia, che è qua che insomma, ci sta controllando, perché lei coordina un po' tutto quanto. Fabio, una domanda, com'è quando sei lì sul punto di partenza? Cosa pensi? Cosa stai pensando un campione? Ma è una domanda che fanno in tanti, però in realtà ci prepariamo per quel momento come fosse un momento normale. Non batte più forte il cuore? Certo, batte più forte, però... Pensi ad andare forte? Cosa pensi? Pensi a quello che devi fare, perché se il tuo pensiero è inquinato da altre cose vuol dire che comunque non sei preparato nel modo giusto. Poi comunque magari distrae anche, no? Assolutamente, in una gara. quindi uno deve pensare alla propria corsia, a quello che deve fare, sicuramente conoscere gli avversari che sono di fianco a te, che magari possono, come è accaduto anche a me in passato, distrarre la tua gara. E quindi, ci si distrae in vasca? Sì, perché se tu sei di fianco a un avversario magari che non conosci, interpreta la gara in un modo diverso dal tuo e non so, lo vedi passare troppo forte o troppo piano, vedi troppo piano, dici cavolo sto andando fortissimo, invece magari tu stai influenza un po'. Esatto, magari lui sta andando forte in quel momento per poi per poi morire alla rallentare fine, dopo, esatto. Okay, quindi devi proprio avere la conoscenza. Sì, Mauri, cosa dici se facciamo parlare anche Maria Grazia? Assolutamente sì, perché devi sapere Frida che Maria Grazia è un pozzo di idee, questa Maria Grazia è la mente di Imola Nuoto, mi hanno detto. Insomma, non è vero, in realtà la mente sono io assieme a tutti gli istruttori, che sono circa una quarantina di istruttori che io formo, ma che poi mi suggeriscono le idee. Parliamo delle idee, che ne hai delle idee curiosissime, che Imola Nuoto è stata veramente... Siamo stati i primi infatti a portare a Imola 25 anni fa il nuoto neonatale, quindi i primi neonati in acqua li ho immersi io, sì. Che bello! Sì, molto bello, sì. E poi abbiamo collaborato a lungo e comunque continuiamo a fare corsi per le donne incinta e dunque ai primi parti in acqua in collaborazione con l'ostetricia di Imola sono stati fatti appunto all'Imola Nuoto, addirittura un travaglio presso la piscina comunale di Imola. Ma non ci facciamo mancare niente noi, quindi... Mentre la signora insomma faceva gli esercizi, le si sono rotte le acque e dunque l'abbiamo accompagnata. Voi avete creato proprio anche una filosofia nuova sul nuoto, no? Sì. Sulla didattica, che è diventato un piacere. Sì, intanto l'obiettivo principale è trasmettere l'amore per l'acqua. Non c'è apprendimento se non c'è passione, se non c'è interesse, se non c'è piacere nell'imparare. E quindi questo è stato il primo obiettivo. Il secondo è stato coniugare tutte comunque le direttive della Federazione Italiana Nuoto con anche tutti gli insegnamenti tecnici del nostro tecnica Thomas. E dunque abbiamo creato una didattica, bene, quindi piacevole. Maria Grazia, dobbiamo purtroppo chiudere perché starei qua una sera a parlare con dei campioni perché mi affascina veramente lo sport. Faremo tornare anche l'Imola Nuoto, Mauri, cosa dici? Esatto, quindi noi un in bocca al lupo grande come siete grandi voi e in bocca al lupo come quello a tutti. futuro che vi aspetta, Grazie. insomma. Grazie tutti quanti, veramente complimenti. E poi che dire, lanciamo il messaggio, iscrivetevi a Imola Nuoto, insomma. Imola Nuoto è una società importante qui a Imola, più di 1000 iscritti mi pare. Più di 1000 iscritti. Un'esagerazione, quindi iscrivetevi Imola Nuoto. Sì, iscrivetevi. Sicuri. Ok, tante iniziative, soprattutto si impara veramente a stare in acqua col piacere di stare in acqua. Col piacere, vedi, abbiamo già sposato la filosofia. Ragazzi, in bocca al lupo a tutti, ai prossimi successi, ok? Grazie, accomodatevi pure, grazie mille. Beh, che forti i nostri campioni dello sport imolese, veramente è incredibile, veramente la passione che ci mettono e la tenacia per portare avanti poi quelli che sono i loro obiettivi, gli obiettivi che poi ci fanno sognare poi tutti quanti. Mauri, Scusa? Oggi molto importante anche, interessante la puntata. Poi abbiamo un altro sport dopo, non anticipo nulla, ma
È vero. È vero, hai ragione, oggi è giornata, ti vedo solare oggi, Sportiva. è giornata sportiva. Bene, allora, dopo questo momento dedicato allo sport, ritorniamo un pochino nei ranghi naturalmente, e abbiamo qua con noi il nostro ospite, ormai fisso naturalmente, Pier Francesco Foschi, il nostro avvocato, il più amato degli italiani, ormai ci vedono tutti quanti. Sai che la scorsa settimana, quando ci hai raccontato quella storiellina lì al bar, che come fossimo al bar, è veramente una cosa... salotto al bar. Un salotto, è piaciuta veramente tanto, un fatterello, dai. Vogliamo i tuoi spettegulès legislativi, dai, come ti tocchiamo oggi, dai, so che c'è qualcosa di allora, misterioso, se vi racconto magia, delle cose complesse vogliamo episodi che si fanno di fatterello, dai, quello della cosa vita magica, cosa magica? Diritto e magia, diritto e magia, o legge e magia. Allora, come vuoi te? La legge è razionalità, quindi proprio è insofferente a ogni forma così occulta, esoterica o di magia. Però ci capitano, ci finiscono. Guarda, due storielline al volo. Sì. Uno, il classico maghetto che si improvvisa, mago, così, mago. da giornale, cercasi guaritore, addirittura, o altro, ti tolgo il malocchio. Allora, senza arrivare alle vanne marchi, allora, parlando seriamente, ci sono delle condizioni ai limiti della truffa o di responsabilità penale o altro, quando ci si improvvisa un po'. Qui almeno è una storiellina così di colore, perché nulla di penale o altro, però di amministrativo, perché ci sono vecchie norme, il testo unico, leggi di pubblica sicurezza, robe che risalgono agli anni 30, vigono tuttora, e vengono puniti i ciarlatani. Cioè chi si improvvisa. Questo da autotrasportatore, una mattina si fanno dei danni micidiali e dice, io mi improvviso, ho delle capacità, imponendo le mani, pranoterapeuta, sento il caldo, sento le forze, gli spiriti o altro. E c'è chi ci credeva? Ma questa volta non si è lamentato quello che ci credeva, perché se quello che ci credeva non viene truffato e ottiene qualche forma di soddisfazione in queste attività, benissimo. Va bene. Ma è l'autorità pubblica che dice cosa stai facendo, cosa stai raccontando. È come dire che io e Maurizio facciamo i dottori, ecco, così. Insomma, racconto quello che... improvvisiamo un po'. Dai, facciamo i dottori, giochiamo al dottore magari, che sarebbe meglio. Allora questo vuole raccontare quello che non poteva fare o altro, e arrivano sanzioni. La sua pretesa era di parlare con il prefetto in persona, guidato dal suo spirito guida. Quindi chiaro, giustamente lui recita la parte fino in fondo. L'ha recitata fino in fondo, e quindi ha pagato la sanzione, lo spirito guida evidentemente gli avrà suggerito Ma è di diventato un guru dopo? L'hanno mandato a fanguru, secondo me più di una volta è stato... No, invece in altri casi, adesso qui ci scherziamo. Però ci sono dei paesi che comunque mi dicevi prima che la magia viene veramente considerata a livello legislativo. Una persecuzione a livello legislativo. Non ci pensavo minimamente, che noi la prendiamo sempre come qualcosa di al di fuori della nostra vita pubblica, sociale. In alcuni paesi è vissuto come un elemento, anche in Africa, in Camerun. Cioè noi oggi ci occupiamo di problemi di conflitti tra religioni, ci sono conflitti tra magie. Io mi sono trovato tra varie tipologie di magie? O semplicemente la persona cristiana o credente osteggiata, noi pensiamo sempre al fedele di un'altra religione, al mago del paese. Noi, non pensare lo stregone del paese. Cioè, in paesi come il Camerun, la Nigeria o altro, anche i conflitti interparlamentari all'interno del Parlamento, non so, la mozione di sfiducia verso il viceministro è non perché è corrotto o perché ha preso una tangente, perché mi ha fatto il malocchio. Cioè, immaginatevi, domattina l'onorevole tal dei tali che dice quello è da mandar via perché mi ha fatto il malocchio. Ha fatto il malocchio. La legge li tutela. La legge li tutela, ma li tutela anche qua, perché io mi sono trovato il caso di una persona perseguitata al limite delle minacce di morte, del tipo se tu torni qua noi ti eliminiamo. Un asilo di magia, diciamo. Abbiamo richiesto un asilo non politico, lo strumento è quello dell'asilo politico, è stato esaminato, è stato documentato, ci sono delle commissioni a Roma e a Milano, quindi quando arriva lo straniero in fuga da guerre o altro, qui era in fuga da una persecuzione magica. Quindi in pratica tutti quelli che stanno arrivando in Italia possono eventualmente lamentare questo asilo magico? Deve essere anche... No, perché guarda, schiaffo dal mio paese perché sono è un dramma questo qui. Qui erano lotte prigioniero della magia. La nostra legge ovviamente dà una lettura razionale ed è tu sei vittima di una persecuzione tribale, razziale in questo caso perché appartieni a quell'etnia o all'altra, e allora come dire, al nostro diritto interessa poco che tu sia perseguitato perché adori o preghi quella divinità o perché quello ti ha fatto il malocchio o altro.
Cioè concretamente c'è una persecuzione, c'è un rischio per la tua vita, per la tua incolumità, per la tua libertà? Sì, questo rischio era concreto, tangibile, e quindi l'asilo è stato concesso. È stato concesso. Quindi Sì. questi sono i casi della giustizia, vedete quante sfaccettature che poi insomma, magari a volte non si sanno, non si possono neanche minimamente nella nostra cultura, intendo, immaginare queste cose. È l'incontro tra culture, no? Incontro tra culture. Bene, grazie. Bello, Forse molto sei stato bello, come sì. sempre veramente bravissimo, ci hai detto qualche cosa anche di nuovo, perché insomma questa cosa qua è veramente nuovissima, non l'avevamo mai sentita. Antichissima. Ma... A me è piaciuta molto anche la storiella, devo dire. Dell'autista, la storiella del dell'autista. Il maghetto. Bene, che dire, allora ci salutiamo, ci vediamo prossimamente, grazie mille. Alla prossima. Noi cosa facciamo? Ci diamo appuntamento tra pochissimi istanti, perché Frida, dillo tu cosa c'è? La pubblicità. Bene, eccoci qua di ritorno dopo questo brevissimo momento dedicato ai consigli per gli acquisti e dopo la parte legale, diciamo, questi consigli che ci ha dato il nostro avvocato, sì. E direi di toccare questa sera un pochino che non è ospite qua da noi, no? E vero. Mi piacerebbe approfondire, diciamo, questo argomento. Parliamo un po' del fiscale. Esatto, siamo insomma in momento di dichiarazione dei redditi, denunce fiscali, cosa si può detrarre, cosa non si può detrarre. Allora in compagnia questa sera è tornato qua con noi il nostro dottore commercialista caro Di Floriano. Buonasera Floriano. Non viene tantissimo, no, insomma un po' più spesso ci farebbe piacere, perché insomma sono sempre cose interessanti da dire a chi da si segue sviscerare anche, da no? casa. Allora diciamo adesso con Frida siamo in periodo di dichiarazione dei redditi, ok? E parliamo un pochettino, che molti sicuramente ce lo chiedono, se lo chiedono naturalmente. Io devo ristrutturare casa, oppure ho ristrutturato casa, come posso comportarmi con la detrazione fiscale? Certo, il momento è proprio quello giusto, siamo in una fase in cui tutti stanno pensando alla prossima dichiarazione. Tra le tante spese che si possono dedurre nella dichiarazione dei redditi, insomma ci sono le spese, anche diciamo quelle più conosciute, che sono le spese mediche, gli interessi passivi sui mutui, e l'elenco potrebbe continuare. Una delle spese più rilevanti, quando naturalmente si presenta l'occasione, può essere proprio quella delle spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile abitativo. Certo. Quindi questa è una caratteristica che deve essere tenuta presente, si deve trattare della propria abitazione, e le spese che possono essere dedotte sono quelle di manutenzione straordinaria. Diciamo che nei condomini si possono dedurre tutte le spese, anche quelle di manutenzione ordinaria, mentre nelle unità abitative singole soltanto dalla manutenzione straordinaria in poi, cioè manutenzione straordinaria, ristrutturazioni, quindi interventi un pochino più rilevanti. Floriano, ma qual è la deducibilità, diciamo la percentuale sulle ristrutturazioni? Allora, questa è una norma che ormai abbiamo a regime, dopo una serie di proroghe per più di 10 anni, ormai è entrata, diciamo così, nel testo unico ormai non ci fa più stabilmente. Caso nessuno. Ormai non ci fa più caso nessuno. No, ormai che si trattasse di una proroga non ci si fa più caso, perché a forza di proroghe diventa abitudine, una norma a regime. Esatto. Comunque adesso lo è anche giuridicamente, e quindi adesso abbiamo una fase per cui si può dedurre il 50% delle spese sostenute fino al 31/12/2015 e per un importo massimo di 96.000 euro. Queste spese un pochino più nel dettaglio, perché insomma, vabbè, ristrutturazione ordinaria, straordinaria, ma a cosa facciamo riferimento? Per esempio io abito nella mia casettina indipendente, devo, che ne so, ristrutturare, imbiancare, piuttosto che tirare su una parete, quali sono queste spese? Buttare giù un muro. Sì, quando si parla appunto di spese di manutenzione straordinaria si fa riferimento ad alcuni interventi un pochino più importanti. Allora è più facile quasi, in un certo senso, andare per esclusione, fermo restando che c'è una ottima guida anche della stessa Agenzia delle Entrate che è rinvenibile sul sito dell'Agenzia stessa. Io consiglio di non collegarsi mai col sito dell'Ufficio delle Entrate. Credo che rimanga traccia. Non si sa mai che viene un infarto. Evitate. Fatevelo prestare dal vicino il computer magari. Quindi diciamo che dobbiamo escludere così, diciamo in maniera più semplice, quelle che sono spese di tinteggiatura per esempio, o mere sostituzioni di infissi o porte, se non si va a modificare l'impianto dell'immobile stesso. Per esempio sono deducibili tutte le spese che consentono di evitare le frazioni, quindi grate, porte blindate, e spese che più o meno rientrano in questo tipo di concetto.
Quindi sicuramente poi sono deducibili le spese che possono comportare interventi più rilevanti, rifacimento di bagni, ristrutturazioni dell'immobile, nel senso di sostituzione di pavimenti, unitariamente ad altre cose. Quindi si deve trattare sempre di un intervento un pochino più complesso rispetto al semplice intervento che possa essere... Se all'interno di questi interventi, che so, io voglio anche cambiare i mobili, anche questi prevedono la detrazione fiscale? Sì, questa è una novità che appunto è stata introdotta di recente, quindi c'è la possibilità in abbinamento all'intervento di ristrutturazione di dedurre anche i mobili, sempre, quindi non singolarmente ma solo quando rientrano in un contesto che è quello della ristrutturazione, fino a un importo di 10.000 euro. Fino a un importo di 10.000 euro. Vedi Mauri, avere dei consigli? Io anno 2014 eseguo degli interventi di ristrutturazione nella mia abitazione, e fino ad arrivare a quest'anno dove poi decido di cambiare anche i mobili. Posso mettere tutto nel calderone? Sì, si può mettere anche se sono a cavallo dei 2 anni? Si può mettere tutto quanto dentro. Quello che conta nelle spese di ristrutturazione è sempre il principio di cassa, quindi le spese vengono dedotte sulla base del pagamento delle spese stesse. Quindi il limite anche che occorre considerare, che adesso sono i 96.000 euro fino appunto al 31/12/2015, che è un limite importante, successivamente il limite rientrerà nel 48.000 euro al 36%, quindi adesso la deduzione è più rilevante, perché il 50% di 96.000 e a regime, diciamo così, anche se poi non è da escludere un ulteriore intervento che rimpingui di nuovo la deduzione, sarà appunto il 36 fino a 48.000. Comunque una delle norme più utilizzate, gli interventi che sono stati effettuati e facilmente così riscontrabili sono stati veramente parecchie decine di migliaia. Sì. Beh, è un incentivo. Comunque anche Maurizio, vedi, avere anche un qui. consulente, insomma, un commercialista che ti indica anche le percentuali, le varie opzioni, perché molte volte non si è a conoscenza, no? Delle varie agevolazioni che una persona... Certo, a molte volte non si fanno cose per poi magari sai che c'è un incentivo, credo che sia importante insomma sfruttare questi incentivi. Un altro aspetto interessante è anche il risparmio energetico. Floriano, ne vogliamo parlare? Certo, sono due agevolazioni, come dire, che si somigliano, no? Che si corrono un po' dietro. Una riguarda le semplici ristrutturazioni, diciamo, quindi nell'accezione che abbiamo detto prima, l'altro invece sono interventi che proprio sono tesi a limitare il consumo dell'immobile. Quindi i pannelli solari, quindi il cambio della caldaia con caldaia a condensazione, e interventi comunque similari che possono essere i doppi vetri in un'abitazione, quindi anche cose molto semplici che però consentano globalmente un risparmio energetico fino ad arrivare ai cappotti esterni, anche a cose più complesse. Ci sono degli scaglioni anche lì di intervento comunque con cifre interessanti e una deducibilità che è addirittura superiore perché è il 65% dell'importo. Nel risparmio energetico 65% di detrazione. Bene, rigorosamente ricordatevi, fate pagamenti con bonifico. Assolutamente. Tracciabilità. Perché deve essere tracciabile, vero, il pagamento e la causale appunto relativa alla Assolutamente, quello è importante. Nel tempo la procedura è stata snellita perché di fatto è stata eliminata una comunicazione che invece era obbligatoria al centro operativo di Pescara, insomma qualcosa che dava sempre un po' di perplessità, diciamo così, o rischiava di commettere a qualcuno un'inesattezza, mentre invece questa è stata eliminata, ma quello che è rimasto un must di questa agevolazione è sicuramente il bonifico bancario nelle forme che recandosi in banca hanno già predisposto. Bene. Quindi insomma, molto utili questi ancora consigli. Questi incentivi e insomma mettiamo a norma le case, facciamo ripartire un po' questa economia che insomma sembra che pian piano un pochettino rivada, vero? Stia un po' ripartendo, che ne dici? Sicuramente con le tue aziende che... Beh, insomma, sempre ancora a luce d'ombre sicuramente. Diciamo che qualche segnale fortunatamente si intravede, quindi a differenza magari dell'ultima volta che ci siamo visti, si può anche dare qualche nota speranza in più. Speranza, naturalmente la situazione è ancora difficile, se parliamo del mondo dell'edilizia, del quale appunto abbiamo appena finito di parlare, dove anche questi incentivi hanno dato una mano, ma sicuramente non sono sufficienti. Qualche cosa si sta muovendo e quindi siamo fiduciosi. Ci vedremo a breve tutti quanti con un pochino più di sorriso. Esatto. Via, quindi cerchiamo di... Bene. Floriano, grazie per queste informazioni che tu ci hai dato e ci vediamo. Ti aspettiamo con qualcosa ancora di interessante perché poi sono cose che
più delle volte non si sanno, quindi è giusto sapere, Vero. è giusto andare dal commercialista anche se noi le abbiamo con le idee un pochino più chiare. Molto volentieri. Grazie, Grazie lavoro, a voi. Floriano, Grazie a mille, voi. grazie. Hai visto, ristrutturiamo casa anche noi. Vedi, uno non ci pensa mai e invece ci sono Io tante Che bello, agevolazioni. questi pannelli solari, tutte queste cose che io Vero. farei a casa mia, perché credo che siano veramente il futuro, Hai naturalmente. ragione. Io li ho e ti dico che... Sì, c'è un notevole risparmio. Sì, davvero, quindi, sì. quindi, bene, via, Mauri, sai con chi siamo adesso? Ma no, ma non mi dire, con chi siamo In adesso? compagnia Ma delle dai. atlete dell'Accademia di Kung Fu di Imola. Ma Ciao pensate, la ragazze. settimana scorsa avevamo i maschietti. Sì. E questa settimana abbiamo invece le femminucce. Buonasera, femminucce, ciao. perché secondo me queste sono cazzutelle. Siamo con Se Alice, permettete. Sì. Naima, giusto? E Rada. Naima, Alice e Rada. Perfetto, non ce l'hanno scritto. Hai sentito che nomi particolari? Belli, sono proprio già i nomi da... Come si chiama un atleta che fa Kung Fu? Come si dice? Confuciara? Non ha un nome. No, atleta di Kung Fu, molto più semplice. Dice, no, sì, molto semplice. Io mi diletto in queste mie fantasie. Sai, sono le allieve del maestro Giuliano Pisani, quello che è stato la volta scorsa con noi. E vi allenate con Andrea anche. Sì, anche con Andrea, sì, esatto. il nostro compagno. Alice, raccontaci un po', curiosità che abbiamo e che avranno anche a casa. No, io non ce l'hai, io sì, scherzo, dal punto di vista femminile. Ci Come mai le ragazze, insomma, sono interessate a questo sport, al Kung Fu? Allora, il Kung Fu nasce in Cina come a difesa personale, perché si dovevano difendere le famiglie proprie dalla guerra che c'era in quel periodo. Quindi anche in Europa il Kung Fu è arrivato come tecnica di difesa personale, perciò le donne spesso si avvicinano a questo sport per imparare a difendersi. E in Ti questo posso fare una modo, domanda? sì? Ti interrompo al volo perché io Sì. sono quello che mette il bastone fra le ruote a Frida e lei si arrabbia. No, scherzo. Perché è bella questa cosa qui, che come tu stai dicendo, stai spiegando questa disciplina, a me piacerebbe, guarda, veramente qualsiasi sportivo, un calciatore piuttosto che un giocatore, sapere come nasce il suo sport. È vero. È bello che tu sai questa cosa, ma lo sai perché ve l'insegnano, diciamo, quando iniziate questa disciplina o perché tu di tuo ti sei voluto informare? Allora, tutte e due. In palestra a volte ne parliamo un po' di come nascono quello che facciamo, anche perché spesso per capire certi pensieri, certe teorie è importante utile, andare a fondo nelle cose. Esatto. Quindi... E poi anche per interesse personale, perché poi dagli spunti che arrivano dalla palestra poi sei stimolato a cercare anche su internet e in biblioteca. Quindi approfondire sicuramente approfondisci utile. anche da solo, sì. Vai pure avanti, ti ho interrotto su quello che stavi dicendo, quindi nasce come la difesa sì, nasce personale. come difesa personale, poi è arrivata in Italia con tanta fatica, però alla fine è arrivata. E niente, le donne si avvicinano spesso con l'idea di potersi difendere, soprattutto oggi che magari un po'... Oggi ci vuole, diciamo, la casa, infatti è uno sport secondo me molto utile. Sì, sì, anche perché ti aiuta proprio dal punto di vista personale anche a imparare a controllarti, a rilassarti, a respirare, che nel momento di difficoltà magari ti può aiutare. Beh, l'ispirazione per è la difesa, base. per la difesa personale, sì. Quindi non farsi prendere dal panico, ma cercare di reagire con razionalità. Ecco, tra l'altro voi so che vi allenate con i maschietti anche. Certo. Ma gliele tirate o ve le suonate? Come funziona? Allora, ci dicono sempre che noi siamo i più cattive di loro. Normale, sì? com'è? Secondo me perché hanno più paura loro di osare, no? Forse no, non so. No, forse... no, anche sì. Anche, sì. quindi sì. Chiediamo a Rada, Sì, com'è con combattere contro i ragazzi? Beh, sono sempre abbastanza ma io non posso picchiarti perché sei una donna e poi però se gliele tiri, no, non mi hai fatto niente. Ah, ok, quindi con la scusa le prendono e poi trovano la scusa, ma sì, ma Una volta mi è capitato che mi era scappato di tirargli non abbastanza forte, ho detto scusa, no, non mi hai fatto niente. Poi dopo... Ah, ok, vedi questi maschietti sempre un po' codardi, quindi... Sì. E quindi l'allenamento quante volte va allenate voi settimanalmente? Allora, noi ci alleniamo 2 volte a settimana e facciamo 2 ore e mezza noi adulti e poi facciamo anche un'ora di allenamento solo per i bambini, quindi noi in quel momento siamo più allenatori che gente che pratica. Certo.
Quindi fondamentalmente sono 2 ore e mezza, 2 volte a settimana. Sai Maurizio che le ragazze sono giovanissime ed è da 11 anni più o meno rispettivamente, 11, 10 anni e 14 anni che fanno questo sport. Tantissime, avete 30 anni, no? Poco meno, poco 21. Più. 21, Alice sei giovanissima. Brave. Avete deciso voi di fare Kung Fu o vi è stato consigliato da qualcuno o imposto ancora peggio da qualcun altro? No, vostra scelta. Ho deciso da sole. Deciso da voi. Come si arriva a decidere di fare Kung Fu? Sai, di solito per una donna c'è la pallavolo, risponde ginnastica Naima. Artistica. Vuoi rispondere tu? Dunque, io spontaneamente volevi rispondere, si vedevi, eri già pronta a rispondere, proprio ti sei detta, ma rispondo io. Dunque, io ho iniziato perché mi affascinava le arti marziali in generale. Ho un po' indagato e alla fine ho scelto il Kung Fu perché era quello, secondo me, più affascinante per quanto riguarda le tecniche profonde. E non ti sei pentito ovviamente di questa scelta? No. Maurizio, hai visto la cintura di Alice? Infatti ho visto che questo simbolo rosso, mi dicevi prima, rappresenta il primo dan. Il primo dan. Sì, esatto, è il primo grado di cintura nera e quindi è l'inizio di un lungo percorso di cui vado molto fiera. Complimenti. Bello, grazie. ma sai dove si vede? Non tanto dalla strisciolina rossa, ma si vede dagli occhi che ti brillano. E questa è un bel segnale, quindi è fondamentale. Sì. Cosa dici se anche oggi le ragazze ci dimostrano come Perché hanno fatto i oggi? maschietti? L'ha fatta anche l'altra volta? No, come i maschietti. Quindi oggi, come i maschietti, oggi le ragazze ci dimostrano l'autodifesa. L'autodifesa. Allora, facciamo un pochino di esibizione, vogliamo vedere come esatto. Ci puoi commentare tu? Io commento, tu commenti, dai, perfetto, via. Accomodatevi pur qua, ragazzi, teniamo il microfono noi, quindi... Prego. Vediamo qualche mossa, qualche tecnica. Ecco, perfetto, guarda, mettiti qua così non giri le spalle, girati pur qua così. Sì, esatto. scusate. Bisogna parlargli con delicatezza perché se si arrabbiano queste non si sa mai come va a finire. Quindi, ok, via. Ok, questo è un esempio classico di autodifesa. Rifacciamo? In questo momento lei sta sfruttando il corpo per poter usare la sua forza contro di lei. Se lei non usasse il suo corpo e facesse solo di forza, andrebbe a impattare contro un altro braccio forte. Se il suo avversario è più forte di lei non riesce a contrastarlo e di fatto non riesce a difendersi. Allora cosa fa? Scappa girando sul suo corpo e sfruttando la rotazione riesce a sbilanciarlo in avanti. A sbilanciare il suo avversario, esatto. Mi dai un dan anche a me? Sì, certo. Questa è una leva. Anche questa che sfrutta la forza dell'avversario. Esatto. No? Ecco, questa potrebbe essere una tipica aggressione, vero? Sì, esatto. Questa è una tipica aggressione. Sì, la tigrate che attacca. La tigre non aggredisce così. Qui sfrutta sempre la rotazione del corpo e la leva sul polso. Ecco, la rotazione del corpo è importante. La rotazione del corpo... Cosa fa? Sbilancia l'avversario, allenta la presa, cosa può essere? La rotazione del corpo è fondamentale perché, come vi può far vedere Rada, se lei non sbilanciasse il suo avversario, così lo sbilancia, se invece faccio così, la prende e basta, non riesce a girare il suo avversario, mentre in questo modo riesce a sbilanciarlo e allora anche ad attaccare. È interessante, Maurizio, hai visto? Sì. Complimenti, altre tecniche ragazze. le abbiamo da far vedere? Un'altra tecnica, sì. Ok, questa è una tecnica di calcio e una parata per il calcio. Rivediamo che così facciamo vedere un po' più chiara. Esatto. In questo esercizio Rada ha rubato dello spazio a Naima avvicinandosi a lei e poi le ha tolto il modo di attaccare attaccandola prima. Sì. Bene, brave ragazze, accomodatevi, Complimenti, quindi siete pericolose per chi vi si avvicina. Sì. No, battute a parte. No, veramente credo che sia una cosa molto, molto utile, veramente, le tecniche di autodifesa che insomma... Per una donna nella vita quotidiana, sì. Servono sicuramente tanto. Mi veniva da farti una domanda prima, mentre guardavo queste vostre
esibizioni, ma tu come fai ad anticipare un pochettino la mossa dell'avversario? Perché se l'avversario è molto veloce, tu essere pronta con queste belle tecniche di scrolla lì la presa, piuttosto che... Cioè, è vero, ma se uno arriva ed è veramente incacchiato. Sì, allora il trucco, la prima cosa che ti insegnano è guardare negli occhi l'avversario, ed è solo guardando negli occhi che riesci ad avere la percezione completa del suo corpo e riesci a vedere dove e quando parte l'attacco. Volevo questo da te, perché so che c'è un motivo, perché dice, chiaro, siamo qui fermi, plastici, è chiaro che la facciamola, però c'è un motivo di attacco, non sai quando parte, tu sei già pronto a... Esatto. Quindi guardarlo negli occhi. Nel combattimento in palestra, quello più libero, è fondamentale proprio guardarsi negli occhi, e il maestro insiste molto su dirci sempre che dobbiamo guardarci negli occhi per avere tutta la situazione sotto controllo. È vero, sì, l'aveva detto Giuliano anche nella puntata scorsa. Gli occhi sono, attento, vedi, gli occhi sono la parte fondamentale. Ragazzi, in bocca al lupo per i vostri danni, non fate lei è piena di danni, dicevamo prima, perché è tutta rossa, tutta bandata di rosso. No, scherzo, naturalmente. Maurizio, ricordiamo anche i contatti. Sì, importantissimo, insomma. Della vostra accademia, ragazze. Sì, allora la mail è accademia@kungfuimola.it. Abbiamo anche un sito web che si chiama kungfuimola.it e ci alleniamo al Palazzetto dello Sport, e quando volete venire aspettiamo. Bene. È una disciplina bellissima. Anche i bambini provare, dai 5 anni in su. Sì. Entriamo in questo mondo che è bellissimo. Sì, veramente affascinante. Che dire, ragazzi, in bocca al lupo. Grazie. Per il vostro futuro nel Kung Fu, naturalmente. Grazie. Mantieni l'entusiasmo che ti si legge nel viso, ok? E vi salutiamo, salutateci i vostri maestri. Io la vedo già maestra, la Alice. Sì, sicuramente. E noi sai cosa ci facciamo? Ci vediamo già la prossima settimana, perché siamo arrivati al termine di questa puntata. E Frida, che dire, ci salutiamo. Tanto sport, è stato bellissimo con te. Una serata bellissima come al solito. Siamo rimasti soli, le luci si abbassano. E Storie torna giovedì prossimo, tutti i giovedì. Di suonare, hai sentito? Non suonano più. Ho sentito. Che dire, buonanotte ai suonatori, ci vediamo la prossima settimana. Sempre con Frida, lei c'è sempre. Anche Maurizio.